Sportivi di Gold 78, buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito i risultati, le classifiche, i commenti, tanti ospiti per raccontare il calcio dilettantistico siciliano. Oggi è stata una domenica particolarmente bagnata in molti campi, quindi non si è giocato, però buona parte delle partite comunque si sono svolte. Tra poco daremo tutti i quadri completi. Siamo in onda tutte le domeniche in diretta tra le 19 e le 21, siamo in replica anche alle 22 della stessa domenica e in replica, è importante, il lunedì sera a partire dalla mezzanotte, mezzanotte e 30, giù di lì. Voglio ricordare subito il nostro indirizzo email per chi volesse mettersi in contatto con noi. L'indirizzo è molto semplice, programmapenalty@tiscali.it. Abbiamo anche un numero WhatsApp per qualsiasi messaggio che volete indirizzare alla redazione di Penalty. Il numero è 328 53 58 101. Tutte queste notizie ve le sto dando io perché oggi abbiamo l'assenza dovuta a malattia di Giuliana Corica, che salutiamo con un grosso abbraccio e che rivedremo chiaramente tutti noi la prossima domenica. Andiamo subito a presentare chiaramente la postazione tecnica. Oggi un nuovo personaggio sportivo, un nuovo allenatore si siede qui alla mia destra per raccontarci il campionato di eccellenza ma anche il campionato di Serie D. Abbiamo il piacere di avere qui all'interno di questo secondo numero di Penalty Carlo Breve, che salutiamo. Ciao Carlo, ben trovato. Buonasera Ettore, buonasera a tutti, il piacere è mio. È una postazione che insomma lascia presagire sicuramente un commento tecnico di una certa qualità, perché la tua esperienza è notevole. Diciamo che mi hai vestito di questi panni, lo faccio volentieri perché mi piace parlare di calcio e quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Tra l'altro sottolineiamo una cosa importante, oggi non si è andata a vedere nessuna partita perché il tempaccio ti ha bloccato. Sì, oggi veramente non era proprio il tempo caso incredibile, tempo incredibile. Bene, allora a questo punto presentiamo invece i primi due ospiti che con noi insomma vivranno questa prima parte della trasmissione. Due mister di una certa caratura, oltre alla presenza di Carlo Breve abbiamo Natale Serafino. Ciao Natale, ben trovato. Buonasera e grazie del tuo invito. Ci mancherebbe. Accanto a te un altro allenatore importante, Gaspare Cacciola. Buonasera Gaspare. Buonasera a te. Tra l'altro sottolineiamo una cosa importante, Gaspare e Natale, chi viene a Penalty trova subito squadra la settimana successiva. Nel caso di Natale il problema non c'è perché è già stato tesserato per quest'anno e per scelta giustamente ha rinunciato a proseguire il discorso tecnico a Gela, mentre nel caso tuo sei fermo, quindi volendo una proposta potrebbe essere sempre ben accetta. Li potevi invitare prima, diciamo. Va bene, allora sarà per la prossima volta, ma chissà, mai dire mai, non è escluso che possono arrivare insomma delle richieste. Avete visto qualche partita? Io sì. Tu cosa hai visto? Sempio Taormina. Bene, partita bagnata, molto Abbastanza. bagnata. Gaspare, tu invece? No, io oggi ero Lentino, ho visto Lentini Castroville. Ah, bene, bene, quindi parleremo di interregionale, anche perché insomma la tua esperienza è notevole. L'anno scorso, insomma, Noto è stata una tappa importante, secondo me, con vari step, ma è stata una tappa importante. Sì, è stata una tappa intensa. Intensa. Senti Carlo, ma il fatto che il Noto quest'anno insomma abbia rinunciato a partecipare al campionato di Serie D ha del pazzesco, a conferma che se non c'è un'organizzazione societaria meglio rinunciare, no? Potevano pensarci insomma qualche mese prima rinunciando all'iscrizione. C'è diciamo tanta che amarezza per queste cose. È stato un anno, credo che Gaspare, che secondo me dal punto di vista delle competenze è uno dei tecnici più bravi isolani, sicuramente ha passato dei travagli grossissimi perché non era coadiuvato da una società all'altezza, infatti e poi si è pagato caro ha pagato caro questa situazione, anzi aveva fatto una striscia di risultati eccezionale portando la squadra con tanti risultati conseguiti in una zona medio-alta e poi ha pagato per invece le inadempienze della società. Una Serie D che comunque continua a piangere perché sappiamo tutti la fine del Due Torri. Una battuta su questo, sì, Carlo? Ci sono società che improvvisano un'iscrizione a un campionato che è quasi professionista, sì, e quindi se non ci sono delle basi solide la Serie D la paghi
la paghi tanto, cioè non riesci a completare il campionato. Assolutamente, assolutamente. Allora, a questo punto parliamo di Serie D con i risultati. Abbiamo subito la schermata di questa terza giornata di ritorno, oggi domenica 22 gennaio. Questi gli incontri disputati. Sicula Leonzio Castrovillari 2-1, Aversa Normanna Cavese 0-0, a Pomigliano Città di Gragnano 1-0, Città di Gela Due Torri 3-0 a Tavolino, Turris Frattese 1-1, Igea Virtus Gladiator rinviata, Rende Sarnese 2-0, San Cataldese Roccella 2-1 ed infine Palmese Sersale 2-0. Classifica a questo punto della terza giornata. In testa l'Igea Virtus con 41 punti, seppur con una partita in meno. A seguire abbiamo la Cavese, Rende e Sicula Leonzio con 40 punti. Città di Gela 34, Turris 31, Palmese 30, Pomigliano e San Cataldese 29, Gladiator 28, Frattese 27, Città di Gragnano 25, Aversa Normanna 23, Sarnese 18, Roccella 17, Castrovillari 13, Sersale 5 e il Due Torri, come tutti ben sanno, è stato escluso dopo la quarta rinuncia. Uno sguardo anche al prossimo turno, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 29 gennaio, quindi si concluderà il mese di gennaio con questa quarta giornata di ritorno. Tabellino: Roccella Aversa Normanna, Due Torri Pomigliano che chiaramente non si giocherà, Gladiator Città di Gela, Sersale Igea Virtus, Arnese Palmese, Cavese Rende, Frattese San Cataldese, Città di Gragnano Sicula Leonzio, Castrovillari Turris. A proposito sulla partita di Sicula Leonzio Castrovillari, tra poco avremo anche un collegamento con il nostro inviato Enzo Sortino, ma prima dobbiamo fare un quadro dettagliato su questo girone insieme al nostro commentatore Carlo Breve. Allora, Sicula Leonzio non ha giocato, ha conservato la vetta della classifica, ma gli altri stanno spingendo. Sì, Carlo. Igea Virtus, partiamo innanzitutto da una valutazione globale. Sì. È bello non vedere delle squadre siciliane nei bassi fondi della classifica. Giusto. Stanno facendo tutte bene, anche la San Cataldese, che è una piccola realtà per la categoria, si trova in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, perché il Fortino lì a San Cataldo è difficile da espugnare. Un bel campo, tra l'altro in terra sintetica. Quindi complimenti a tutto il team guidato da Marcenò. Che salutiamo, il nostro fedele ascoltatore. L'Igea Virtus è la grande sorpresa di questo campionato. Assolutamente. Ha dato seguito al lavoro fatto da mister Raffaele, in questo momento il migliore tecnico siciliano, e merita queste soddisfazioni. E la società con un piccolo budget, però individuando nel tecnico la risorsa più importante, quello da pagare viene di sottovalutata questa cosa, no? Cosa che non fanno le altre, quindi con ospiti. grande intelligenza la società ha puntato tutto sul tecnico, pagandolo bene e riducendo il budget per la componente calciatori. Tanti giovani, tanti ragazzi di grandissima qualità, io li ho visti giocare più volte e l'Igea Virtus non sarà una meteora, ma lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato. Cavese e Rende? Due grandi realtà, soprattutto la Cavese, che ha puntato senza mezzi termini alla vittoria del campionato e quindi darà filo da torcere. Un complimento anche al Gela, ecco, che sta facendo un grandissimo campionato e quindi si trova a ridosso delle prime. Sembrava una partenza ad handicap, non so se sei d'accordo. È chiaro che c'è stato un po' di confusione, c'è stato un po' di confusione in estate con la società che aveva deciso di abbandonare il campionato, sì. Non so per quali motivi, non so per quale vicissitudini, ne ha pagato le spese il tecnico Bruccoleri, è arrivato Piero Infantino. E quando secondo me l'allenatore non viene giudicato, non deve essere giudicato dai risultati, perché l'allenatore purtroppo trova onde, ci sono delle onde che lo portano giù senza che lui ne abbia colpa, tanto che Infantino l'anno scorso purtroppo è retrocesso con l'Atletico, però quest'anno sta dimostrando, era quasi impossibile fare un miracolo, sarebbe stato possibile farlo, però i risultati gli hanno dato torto, però quest'anno sta facendo benissimo in Serie D. Beh, d'altra parte ne questo perché secondo me, esatto, un allenatore non deve essere giudicato dai risultati, ma da tante altre cose, secondo me. Quindi, a parte il fatto che insomma il Due Torri quest'anno sappiamo benissimo come è andata, le altre squadre siciliane effettivamente quest'anno non stanno soffrendo pericoli di retrocessione, ancora, e
presto Però, per voglio cantare vittoria, però sicuramente sono contento di vedere le squadre siciliane, insomma, in una posizione di classifica molto tranquilla e molte che invece possono ambire a fare i playoff o addirittura a vincere il campionato. Giustamente, su questi sicuramente la Sicula Leonzio. Allora, adesso abbiamo il collegamento con Lentini e poi sentiremo anche i nostri ospiti su questo girone I del campionato di Serie D. Abbiamo il collegamento con Lentini Enzo Sortino che ha seguito per noi questa bella vittoria della Sicula Leonzia nei confronti del Castrovillari. Enzo, mi senti? Sì, buonasera, ti sento. Buonasera Enzo. Allora, tanta pioggia a Lentini, ma credo che comunque la cosa più importante era, insomma, vincerla questa partita e portare 3 punti importantissimi in classifica. Importante era vincerla, appunto, la Leonzio ci è riuscita, anche se dobbiamo dire non ha fatto poca fatica a superare il Castrovillari, visto che nell'acquitrino dell'Angelino Nobile non era facile stare all'impiedi. Immagino. E dunque c'è stata una forza estrema dei 22 in campo per potersi reggere in piedi. Però la Leonzio ha avuto un tantino, quel quid in più rispetto al Castrovillari e ha fatto sua la gara con 2 gol, 1 per tempo. Adesso la prossima partita sarà a Gragnano, che non è insomma una tappa facile, no? La terra campana riserva sempre grosse difficoltà, soprattutto alle squadre siciliane. In Campania non è mai facile giocare, però ormai la Leonzio è abituata a fare risultati, speriamo che ci riesca anche domenica, perché adesso è chiaro l'obiettivo, che deve stare nei posti alti della classifica, anche se l'Igea Virtus ha una partita in meno, adesso si trova ad un solo punto dall'Igea, appunto, assieme a Rende, Leonzio e Cavese. Igea e Cavese, giusto? Infatti. Che oggi è pareggiato. Va bene, allora comunque a parte la pioggia la partita è stata gradevole sostanzialmente, quindi i 3 punti sono stati fondamentali. Se uno guarda la partita come una palla, cioè dire una partita in acqua, che si gioca in acqua, e allora è andata Pallanuoto, pallanuoto, esatto, non mi veniva il termine. Comunque tutto sommato c'è stata una netta supremazia della Leonzio, anche la Leonzio che doveva costruire il gioco non è stato facile con quel Certo, terreno, con quel però campo. alla fine c'era uscita con buona pace di tutti i 500 spettatori che c'erano a Lentini. Perfetto, grazie ad Enzo Sortino, Grazie in collegamento da Lentini. Un saluto a Carlo inviato. Breve e ai tuoi ospiti di studio. Senz'altro, grazie, un saluto da Enzo Grazie a Sortino, voi, buona grazie, serata. Ricambiamo. grazie a Buona Enzo serata. Sortino. Allora, Natale, la Sicula Leonzio è a un punto in questo momento dalla vetta, seppur con una partita in più rispetto all'Igea Virtus, ma credo che poi sostanzialmente, come ha sottolineato anche Carlo, le squadre siciliane quest'anno, insomma, stanno veramente soffrendo poco, cioè non abbiamo problemi di retrocessione, anzi, non è escluso anche un inserimento dello stesso Gela nella griglia playoff. Diciamo che Carlo ha fatto un esame giusta, perfetta per quello che è la situazione di quest'anno in Serie D. C'è una grande sorpresa che è l'Igea Virtus e poi ci sono la Leonzio che ha un organico di tutto rispetto, quindi Assolutamente. sta facendo benissimo. Dopo il cambio dell'allenatore con la venuta di Mister Cozza, diciamo che ha messo anche un po' di esperienza in più per gestire un campionato di Serie D dove l'esperienza conta È fondamentale, è fondamentale. Conta tantissimo. Mentre invece Gaspare, Cavese e Rende, sottolineiamo che giustamente l'esperienza c'è in queste 2 società, soprattutto la Cavese che è stata per molti anni in Serie C, la vecchia Serie C, adesso Lega Pro. Cavese e Rende possono essere veramente l'unica minaccia per l'Igea Virtus, oppure anche la Sicula sostanzialmente ha la forza societaria anche di poter eventualmente dare filo da torcere all'Igea Virtus? Ma la classifica si è delineata, chiaramente per me saranno le 4 squadre che si giocheranno poi la vittoria del campionato. Vedi una favorita? No, vedo... Lotta fino all'ultimo. Vedo che squadre che comunque sono organizzate bene, Carlo faceva gli elogi all'Igea Virtus, l'ho vista giocare, chiaramente una squadra organizzata, si Chiaro. vede che c'è la mano del tecnico. La Cavese, che comunque anche quest'anno cercherà in tutti i modi di vincere questo campionato, hanno fatto un mercato importante. Ma neanche la Sicula scherza. E poi c'è il Rende che l'anno scorso era partito con ambizioni importanti, poi hanno fatto un campionato a salvarsi, comunque anche quella è una realtà che da un po' di anni ha una solidità
societaria che gli permette di fare questi tipi di cambiamenti. Mentre per quello che chiaramente mi riguarda la Sicula, secondo me come intelaiatura tecnica, come società è una società forte. Hanno un girone non facile, perché devono andare a Barcellona, devono andare a Cava dei Tirreni, hanno quasi tutte le trasferte importanti fuori casa, però insomma sono la determinazione di fondamentale. potersi giocare tutte le partite. Abbiamo detto del Gela, effettivamente Infantino quest'anno ha ripreso quasi per i capelli questa stagione del Gela, no? Erano partiti in sordina, poi ha resettato tutto e effettivamente bisogna fare i complimenti a Pietro. Tanti no? complimenti, è una squadra che l'ho vista giocare, è una squadra organizzata, è una squadra che deve recuperare una partita e secondo me farà corsa playoff sicuro. Assolutamente. L'ultima battuta la voglio dedicare alla San Cataldese. Sottolineiamo che è stata secondo me la sorpresa di questo girone, almeno tra le siciliane. Una battuta sia tu che Natale. No, per la San Cataldese è da un paio di anni che dimostrano di avere organizzazione. È chiaro che, come si è detto prima, le siciliane stanno in una situazione di classifica non di difficoltà, ma è anche vero che sono rimaste solo in 4. È vero, rispetto a tanti anni fa, quando rispetto insomma, a molti anni fa, dove le tantissime. città siciliane erano 8-9, per adesso siamo in netta minoranza. Speriamo che questo movimento siciliano si possa riprendere in questa categoria. Beh, noi ce l'auguriamo. Natale, invece, secondo te come andrà a finire? Che questa San Cataldese continuerà ad essere veramente la squadra rivelazione volendo delle siciliane? No, guarda, conosco l'ambiente, Carlo accennava a un particolare molto, diciamo, molto importante. Hanno creato un gruppo importante che già dall'anno scorso hanno fatto bene. C'è un allenatore che con tanta umiltà è andato avanti e ha dimostrato di poter gestire questa società. Allenatore giovane, tra l'altro, sì. molto giovane. E hanno una struttura in piano di gioco, come diceva Carlo, che è un fortino, che le squadre che vanno a giocare lì un po' di difficoltà le incontrano. Quindi complimenti a loro e spero che alla fine raggiungeranno l'obiettivo, che è quello della salvezza. Giusto, giusto. Ultima battuta sul campionato di Serie D. Carlo, settimana prossima c'è questa Cavese Rende che potrebbe fare un po' il gioco per le siciliane, no? Un pareggio potrebbe aiutare entrambe, GA Virtus e soprattutto Sicuro Leonzio, a fare un salto in più. Il campionato è apertissimo, Ettore, il campionato si giocherà domenica dopo domenica e secondo me si deciderà alle ultime giornate, quindi la partita di domenica è una partita importante, un tantino favorito vedo la Cavese rispetto, perché in casa è forte quella squadra. C'è un ambiente, io ci ho giocato contro a Cava dei Tirreni, insomma un ambiente difficile, il pubblico spinge tanto, lo stadio un campo veramente da calcio. Io penso che una società che abbia fatto la Serie C, la B, ha fatto anche la B, la Cavese. Voglio dire, hanno una mentalità anche come pubblico. Sì. Quindi è una grande piazza, Cava dei Tirreni la puoi paragonare a Salerno, la puoi paragonare ad Avellino. Sono d'accordo. Piazza veramente che non c'entra niente tra i dilettanti. Assolutamente. Bene, ci dobbiamo fermare perché adesso dobbiamo mandare la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e chiaramente parleremo del campionato di eccellenza. A tra poco. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilfer. Infoline 336 9207 27. La migliore qualità, la scelta giusta al servizio di tutti gli automobilisti. CRA, Consorzio Ricambi Auto, azienda leader nella ricambistica con le migliori marche del settore. Quando è importante la scelta, frizioni e volani Look, ammortizzatori Cajaba, frizioni Valeo ed inoltre meccanica Febi per vetture tedesche. CRA, Consorzio Ricambi Auto, Viale Vittorio Veneto 176A, Catania. Info 095 37 51 53. Seguici anche su www.crasrl.net, su Twitter e Facebook. CRA, scelta e qualità con la migliore innovazione.
esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilfer. Infoline 336 9207 27. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty, amici di Gold 78, sul canale 78 del Digitale Terrestre, ogni settimana, ogni domenica in diretta tra le 19 e le 21 per parlare della domenica sportiva dilettantistica siciliana. Abbiamo già parlato del campionato di Serie D, adesso è la volta del campionato di eccellenza, come tutti ben sanno sono 2 gironi, il girone A. Diamo subito lettura dei risultati di questa terza giornata di oggi, domenica 22 gennaio. Allora, Marsala Alba Alcamo 1-1, Troina Dattilo è stata rinviata a giorno 8 febbraio, Nissa Folgore Selinunte 1-1, Mazzara Licata 1-1, a Gela Mussomeli batte Terranova Gela 2-1, Paceco Parmonval 2-0, Atletico Campofranco batte Castelbuono 4-0, Profavara batte Riviera Marmi 3-2. Questa è la classifica che comunque conferma la testa da leader per la Paceco. Classifica che vede appunto la squadra trapanese in testa con 37 punti, a seguire l'Alba Alcamo con 32, Folgore Selinunte 31, Troina 30, Riviera Marmi 29, Nissa 28, Dattilo Noir e Campofranco 25, Licata 24, Parmonval 21, Castelbuono e Mussomeli 20, Mazzara 19, Profavara 14, Marsala 12 ed infine il Terranova Gela con 8 punti. Sottolineiamo che alcune partite non si sono disputate, quindi addirittura ci sono squadre come ad esempio il Troina che deve ancora recuperare 2 incontri. Questo è invece il tabellino per quanto riguarda il prossimo turno, la quarta giornata di ritorno. Si giocherà Licata Atletico Campofranco, Alba Alcamo Mazzara, Riviera Marmi Paceco, Dattilo Noir Profavara, Mussomeli Nissa, Folgore Selinunte Marsala, Parmonval Terranova Gela ed infine Castelbuono Troina. Allora, Carlo, che dire, 2 partite in meno fanno sì che il Troina sulla carta potrebbe essere veramente la candidata a cercare di contrastare questo Paceco che attualmente comunque è in testa, ed è un onore chiaramente dirlo con tanta forza, perché credo che abbiano fatto un lavoro assolutamente straordinario quest'estate, lo hanno confermato poi nelle domeniche successive. Diciamo che è un campionato molto avvincente questo del girone A, nulla è deciso né in testa né in coda. In coda io dico che sia Terranova, Gela che Marsala possono agguantare i play-out. Marsala oggi ha fatto un risultato importante, certo. Ha pareggiato in casa con l'Alcamo. Hanno resettato un po' tutto da qualche domenica. Hanno resettato tutto, hanno un allenatore che nei dilettanti è un lusso, in eccellenza è un lusso, è Angelo Galfano, e sicuramente può riportare... Tipo Tosto, direi, no? Angelo, la carriera parla per lui, certo. Insomma, non è un novellino per queste categorie, e anche il Terranova Gela, se incomincia a fare risultati, potrebbe agguantare la zona play-out. Credo che sia questo l'obiettivo. Oggi è stata una sconfitta pesante per il Terranova, però io dico che nulla è deciso. In avanti invece, come dicevi tu, sicuramente è una lotta secondo me a 2 tra Paceco e di Davide Testa, uno dei migliori attaccanti di questa categoria. Sono assolutamente 91 d'accordo. Qualità eccezionali. E fanno la differenza. E il Troina, che ha uno dei dirigenti più importanti in questo panorama, un centrende con l'eccellenza, Claudio Cammarata, che salutiamo, che sicuramente ha organizzato la società
in modo tale che ci siano i risultati. I risultati vengono. Serve questo per arrivare a questo punto. Tra l'altro sono in finale anche di Coppa Italia, no? Che ti dia tranquillità, che ti dia serenità e dove l'allenatore debba fare solo l'allenatore. E infatti questa serietà e questa serenità ha fatto sì che comunque il primo obiettivo è stato raggiunto, la finale di Coppa, no? Sicuramente la finale di Coppa è importante, ma più importante è il campionato. Sicuramente il Troina ha la possibilità, vincendo le 2 partite, che è indietro, di rimettersi sulla scia del Paceco. Bene, una battuta veloce anche su Alba Alcamo, perché insomma l'Alcamo ci ha abituati a stagioni importanti, pause e poi stagioni importanti. Altalenante. Un allenatore molto esperto per la categoria, che è Riccardo Chico, che anche lui ha avuto i suoi risultati importanti, certo, in questa categoria, e sicuramente ambirà a fare i playoff, poi da lì si vedrà, insomma. È vero, è vero. Alba Alcamo, che comunque qualche anno fa ha sfiorato praticamente l'interregionale, è andata male proprio la finale. L'ultima partita di campionato, sì, con la Leonfortese. Con la Leonfortese. Rigore sbagliato al 90° di Gambino. Di Gambino, erano a 11 metri insomma, dalla promozione. Però sottolineiamo insieme giustamente a Carlo che il Paceco e il Troina in questo momento sembrerebbero più avvantaggiate, senza nulla togliere sicuramente ad Alcamo e anche alla Folgore Selinunte. Assolutamente d'accordo con Carlo, ha detto le cose giuste, perché conosco personalmente sia l'una che l'altra squadra e sono entrambe attrezzate per fare bene. Alla fine chi avrà i nervi più saldi arriverà con le giuste energie fino alla fine del campionato e riuscirà. La piazza di Troina la trovi pronta per il salto di categoria? Ma, come diceva Carlo, c'è un dirigente che fa la differenza. Che fa la differenza. Hanno costruito una squadra importante, c'è una società solida, la piazza conta poco. Quando tu hai un allenatore ragazzo ma sa la sua, c'hai una dirigenza che è capace, c'hai un presidente che fa tanto. Fa tanto. Gasperi, invece, in questo tourbillon di squadre, di società, di dirigenti, io metterei anche in evidenza il campionato della Nissa. Caltanissetta, capoluogo di provincia, squadra che l'anno scorso ha stravinto alla grande il campionato anche di eccellenza e di promozione. Io credo che possa comunque tentare la carta dei playoff. Non vorrei essere troppo azzardoso. È sempre una grande piazza dove il pubblico chiaramente ti trascina. Secondo me, proprio come diceva il mister Carlo Breve, proprio il fascino di questo girone. Ci sono squadre veramente blasonate, Licata, Nissa, Marsala, Mazzara, certo, è vero. Quindi sulla carta la Nissa potrebbe tentarla questa possibilità. Anche se l'obiettivo, che conosco sia l'allenatore che il direttore sportivo, insomma, per quest'anno è mantenere la assestamento. Sì, anche perché, Carlo, diciamolo pure, Caltanissetta sì, è una bella piazza, ma anche in questo caso una piazza che spesso e volentieri stagioni positive, stagioni negative, si riparte dalla promozione, si riparte addirittura dalla prima categoria, come è successo insomma a questo ultimo Nissa. Rappresenta un po' la fotografia del calcio siciliano che è malato, dove tante realtà veramente blasonate che hanno fatto i campionati professionistici purtroppo fanno fatica e stentano tra i dilettanti. Oggi manca Lenna. È vero. Manca il Ragusa, è primo in promozione. Ha ricominciato di nuovo. Veramente sono delle realtà, è vero, delle grandi piazze che fanno fatica nei dilettanti. Per chiudere questo girone A del campionato di eccellenza, una battuta finale con i nostri ospiti. Prima con Carlo. Pro Favara. Hanno resettato tutto, come al solito a dicembre si rifà tutta la squadra. Pensi che possa farcela? Insomma, hanno preso Pandolfo in porta, hanno preso l'attaccante importante che serve per cercare di ricominciare a sperare in una salvezza. Anche Favara è una piazza gloriosa, insomma, hanno fatto la Serie D tanti anni, hanno conteso la C alla Cireale ai tempi della Serie D, quindi Favara deve stare stabilmente tra eccellenza e Serie D, quindi
ci auguriamo che una piazza che ha una struttura meravigliosa, perché veramente la struttura è di altre categorie, possa salvare la categoria. Insomma. Attenzione, perché se Carlo dice giustamente che il Favara si deve salvare, allora 1 più 1 fa 2. In questo momento sia Marsala che Terranova Gela hanno poche chance di rimanere in categoria. Natale. Carlo è stato molto equilibrato nella sua analisi, però dico che alla fine sia il Terranova Gela che il Marsala sono un po' attardate per quello per cercare di salvarsi. E quindi, come diceva lui, ci vorrebbe un grande lavoro, un grande girone di ritorno e mettere risultati su risultati e non perdere terreno, però non so fino a che punto. Vedremo cosa succederà. Non lo so. Gaspare, Marsala che l'anno scorso ha fatto un campionato importante, qual è stato quello della Serie D, veniva tra l'altro da una stagione trionfante, è scesa, sappiamo tutti, di categoria in malo modo, però è anche vero che non ha completamente resettato nulla e quest'anno sappiamo benissimo che se non ti riorganizzi scivoli ancora di categoria e poi devi ricominciare da capo. Non è mai facile rientrare, è chiaro, nel momento in cui non c'è un progetto tecnico che ti dà la possibilità di avere una continuità, è chiaro che devi sempre andare a riprendere tutto il lavoro. E non ce la fai. In questo caso se il mister tecnico societario. Anche perché Marsala non è capoluogo di provincia, ma è un centro importantissimo, insomma potrebbe essere la Ciriale catanese. Adesso c'è stato il cambio di società. Adesso c'è stato il cambio di società. Perché prima non si poteva parlare di calcio a Marsala, vero, cioè non avevano neanche dove andare a dormire e mangiare, quindi adesso che c'è una società che sta garantendo. Però mi sa che è troppo tardi. È tardi, ma ancora ci sono parecchie partite. Insomma, quindi la zona play-out credi che ce la possono fare? La possono agguantare con i 3 punti. E noi saremo contenti perché insomma Marsala più difficile sicuramente per il Terranova. In questo caso però non credo che Bruccoleri molli l'osso. Cioè, assolutamente. Anzi, a tal proposito, scusa, Bruccoleri, Terranova Gela, ma prima di Bruccoleri, insomma, la tua esperienza la vogliamo insomma raccontare brevissimamente, Natale, senza polemica, perché tu sei una persona assolutamente equilibrata. No, la polemica non esiste, la polemica nel calcio secondo me non esiste, esistono le scelte che si fanno. Giusto. Ognuno di noi è padrone delle proprie scelte. Alla fine ho scelto di andare lì e poi alla fine, vedendo a differenza degli anni scorsi, l'esperienza per un allenatore cresce, e l'esperienza che uno prende in base agli eventi che subisce. Sa come comportarsi lui dopo. Ho preferito magari non continuare, però per non combinare altri casini vari. Sicuramente. Gaspare, ma nel caso tuo, insomma, a Noto l'anno scorso hai salvato la stagione, però poi sappiamo benissimo com'è andata. Rimane l'amarezza perché comunque hai fatto un campionato di Serie D e quest'anno ti sei dovuto fermare perché evidentemente non c'erano i presupposti per altre società, ti sei incontrato con qualcuno, svelaci un pochettino perché sei fermo quest'anno. Perché chiaramente non ci sono state delle situazioni che mi hanno portato a trovare panchine, è chiaro che gli allenatori vogliono delle garanzie. No, la vita dell'allenatore è questa, ci sono situazioni dove magari capita che deve rimanere fuori, deve avere anche la pazienza di saper aspettare. È vero. Carlo, bisogna avere anche un po' di fortuna spesso e volentieri. Tu sei stato doppiamente fortunato e sfortunato, no? Cioè la tua esperienza in Veneto sembrava aver risolto tutti i tuoi problemi, sia con la scuola perché sei un insegnante, ma soprattutto perché avevi trovato anche una bella realtà nel Veneto che noi qui in Sicilia, diciamolo pure, ce la sogniamo. Ce la vuoi raccontare anche ai nostri amici di Penalty? Sì, stavo facendo un'esperienza diversa da tutte quelle che avevo passato dai 20 anni che faccio il tecnico, perché mi sono trovato al nord con delle strutture meravigliose di Serie A, insomma, veramente. Cioè, noi avevamo 3 campi da calcio a 11 in erba e quindi il campo della domenica era un biliardo e ci sono tutte le condizioni per poter lavorare ed esprimere le tue idee con una società organizzatissima. Tra l'altro hanno preso Alessandro Renica, questo perché la società era forte, puntava a raggiungere degli obiettivi importanti. Quindi tu hai firmato giustamente per questa società. Io innanzitutto avevo aspettato un paio di settimane, li stavo guidando, mi ero messo a disposizione del direttore generale che era Gabriel Maule per un paio di settimane.
e loro mi volevano, cioè mi pressavano perché io firmassi. Io sapevo che insomma da un momento all'altro poteva arrivare una chiamata per insegnare a Catania, cosa che mi avevano assolutamente detto che non sarebbe più avvenuta, e quindi nel momento in cui io ho firmato il sabato, la domenica sono andato in panchina e il lunedì è arrivato il provvedimento del provveditorato al quale non mi sono potuto Questo esimere. chiaramente ti impedisce un tesseramento nuovo per questa stagione per questa stagione. Vai in giro a guardare un po' di partite. Il calcio è bello anche visto da fuori e seguendo gli allenamenti, insomma, diventa anche formativo, anche non essendo su una panchina. Giusto, anche se insomma il campo un po' manca, no? Gaspare, manca il campo, diciamolo pure. Nasconderlo manca, ma manca la preparazione alla partita, la settimana, e poi la domenica chiaramente quelle emozioni che ti dà la partita. Mai dire mai, la presenza oggi qui a Penalty chissà potrebbe portare fortuna a Gaspare Cacciola. Bene, passiamo adesso al girone B del campionato d'eccellenza. Avremo tanto da dire perché insomma i nostri ospiti conoscono molto bene questo girone del campionato di eccellenza. Tabellino di questa terza giornata, oggi domenica 22 gennaio. Acireale Biancavilla non si è disputata perché, come tutti ben sanno, ad Acireale c'è stato proprio un nubifragio. A Belpasso Scordia batte Belpasso 4-0, a Rosolini Milazzo batte Città di Rosolini 2-1, Real Avola Pistunina 4-1. Anche l'incontro Giarre Palazzolo, big match di questo girone B del campionato di eccellenza, non si è disputato per pioggia. Catania San Pio X perde in casa con un ritrovato Sporting Taormina per 2-1. Sant'Agata di Militello Sporting Viagrande 1-1. Rocca di Caprileone batte Torregrotta 5-2. Questa quindi a questo punto la classifica. Il Città di Sant'Agata sempre in testa con 41 punti, la Ciriale 37, Milazzo 36, Catania San Pio X 35, Palazzolo 33, Giarre 29. Con 26 punti Città di Rosolini e il Città di Scordia, 24 Real Avola, Biancavilla, Sporting Viagrande, Sporting di Taormina 23, Rocca di Caprileone 21, Pistunina 10, Belpasso 9 e Torregrotta 2 punti. Un girone assolutamente di grande qualità con tantissime squadre nella zona altissima della classifica che vorranno dire la loro sino all'ultimo. Guardiamo adesso il tabellino della prossima settimana, sarà la quarta giornata di ritorno, vi ricordo domenica 29 gennaio 2017. Questi gli incontri, la Ciriale andrà a fare visita a Viagrande dello Sporting Viagrande, Torregrotta Catania San Pio X, Città di Scordia Città di Rosolini, Palazzolo Città di Sant'Agata, Pistunina Belpasso, Milazzo Giarre, Sporting Taormina Real Avola ed infine Biancavilla Rocca di Caprileone. Allora, abbiamo veramente tanto da dire, tra l'altro tra poco ci collegheremo anche con Lorenzo Gugliara che ha seguito per noi l'incontro vittorioso dello Scordia ieri a Belpasso. Però prima di parlare di Scordia e quindi della bella vittoria in quel di Belpasso, Carlo, un quadro completo perché insomma questo è un girone veramente difficile. Tra l'altro oggi la partita che poteva anche un po' rompere gli equilibri non si è giocata, era la partita appunto della Ciriale, ma tanto più soprattutto quella di Giarre, no? Giarre Palazzolo. Da dove iniziamo? Il girone B di eccellenza, diciamo, è casa nostra, no? Quindi certo, lo possiamo commentare con tanto interesse, con tanto entusiasmo, con tanta competenza, tutte e tre tecnici. Allora, direi che in basso Torregrotta, Belpasso e Pistunina sono out. Spacciate. Sì. Si farà un solo play-out. Sì. E sarà anche molto difficile. E qui è dura. Direi che dal Giarre in giù tutti rischiano. Tutti rischiano. Anche se in grande risalita lo Scordia, che ha cambiato radicalmente volto e con i nuovi innesti sta facendo molto bene e credo che si possa tirare fuori. Lorenzo ci dirà sicuramente qualcosa. Oggi ha fatto un grandissimo risultato il Taormina andando a vincere sul campo della Petara San Pio e secondo me nessuno se lo aspettava, ma io me l'aspettavo. Sai perché, Ettore? Perché in settimana c'è stato parecchio fuoco all'interno del Taormina, c'è stato un articolo pesante dichiarazione forte del giornalista locale. Secondo me il lavoro del giornalista è un lavoro molto delicato, Ettore. Il giornalista deve commentare con tanta obiettività
e lasciare il tifo a casa. Bravo, e non deve andare oltre quelle che sono i sentimenti personali. Lì secondo me ha sbagliato il giornalista, perché è andato oltre, è andato nel personale dove non doveva andare, perché ha detto tante cose vere. Ha detto che i risultati non erano dalla parte del tecnico, e questo è verissimo, ma è andato oltre, e allora lì no, lì si esagera. Lì non stai facendo bene il tuo lavoro. Non fai più cronaca. Ha fatto bene secondo me Marco Coppa a non rispondere. Anche io sono d'accordo. E ha risposto oggi sul campo. Oggi vincendo una partita una grandissima prestazione, grandissima vittoria, sicuramente una prestazione non lo so, ma grandissima vittoria. Ma per arrivare a una vittoria del genere ci sarà stata sicuramente una grande prestazione. Avranno messo il cuore ce lo faremo dire scarpette. da Natale Serafino, che è andato a vedere la partita. Certo. E oggi è un risultato importante per il Taormina, che tra l'altro ha un organico di tutto rispetto, che l'anno scorso, quasi con lo stesso organico, ha tentato la carta hanno sfiorato i playoff. Quindi i risultati sicuramente hanno dato torto fino a ieri al tecnico, però ripeto che sicuramente oggi la prestazione è figlia del fuoco che si è acceso dentro il team, e ne ha fatto le spese oggi a sorpresa il Pedara San Pio. Ma parliamo invece di questa Ciriale, di questa Sant'Agata che ci sta sorprendendo sempre di più. Il campionato in testa lo possono vincere tutte e 5. È vero. Lo possono vincere tutte e 5. Come l'anno scorso in fondo. Lo può vincere il Sant'Agata, lo può vincere la Cireale, lo può vincere il Palazzolo, lo può vincere il Milazzo. Mi sembra che non stiamo dimenticando nessuno. E lo può vincere il Pedara. Anche se oggi è uno scivolone pesante. Però sono tutte e 5 in corsa. Sono tutte e 5 in corsa. Se vuoi la mia favorita... Sì, la voglio sapere. Il cuore dice Acireale. Vabbè, chiaro, certo. Il cuore dice Acireale. Ma anche per organico, forse? E secondo me, per organico, per competenze, per blasone, questi 2 risultati consecutivi negativi del Sant'Agata daranno convinzione sia all'ambiente che alla squadra. E andare a fare risultato oggi ad Acireale, quando c'è una comunione di intenti tra squadra e pubblico, bravo, giusto, diventerà difficile. Giusto. Quindi possono essere questi 2 risultati negativi del Sant'Agata consecutivi, possono servire da rilancio alle ambizioni di primato delle altre, ma soprattutto della Cireale. Poi sarà, ti ripeto, lo possono vincere tutte e 5. È vero. Campanellino d'allarme dunque a questo punto per il Sant'Agata. Natale, tu la vedi come Carlo? C'è un campanellino che fa capire, attenzione inseguitrici, noi non stiamo in questo momento girando a 1000, se volete approfittatene. Ma guarda, c'è una nota da mettere in evidenza, che tra le 5 squadre il Sant'Agata è quella che è partita all'inizio per non vincere il campionato. È vero. Quindi si ritrova là, mentre quelle che sono Milazzo, Palazzolo, Cireale e San Pio dall'inizio della stagione hanno dichiarato di dover disputare volere assolutamente quella posizione. Quindi tutto quello che sta ottenendo il Sant'Agata è di guadagnato. Conosco l'allenatore che è Pasquale Ferrara, e quindi un ragazzo che mette tantissima voglia, tantissimo entusiasmo. È una piazza dove non hanno tantissima pressione, hanno avuto qualche problemino questa settimana con una frangia di tifosi dovuta alla partita di Biancavilla, ma alla fine per loro tutto quello che stanno ottenendo è di guadagnato, mentre, come diceva Carlo, Acireale secondo me ora deve cambiare passo, mettere alla quinta e andare. Ma non sarà soltanto lei, abbiamo detto, potrebbero esserci anche altre squadre interessate. Io ho una mia idea, no? Di una squadra favorita, come diceva Carlo, quale? che è il Palazzolo. Che è il Palazzolo, addirittura, che l'anno scorso ha quasi sfiorato il miracolo, un recupero che poi alla fine... Ma il Palazzolo perché ora con l'acquisto di Davide Baiocco ha dato importanza alla rosa. Qualche giocatore in avanti che hanno preso come porto, qualche altro giocatore che hanno acquistato, e soprattutto con un grande allenatore che per la categoria sappiamo tutti quanto vale. Non ha bisogno di essere presentato. Gaspare, allora abbiamo capito che i 2 tecnici Breve e Natale Serafino hanno già detto che sarà un girone infernale, 5 squadre che possono stravincerlo o vincerlo, comunque sono tutte in pole position. Ma chi può perderlo questo campionato secondo te invece? Ma è chiaro che il Sant'Agata con pieno merito secondo me chiuse il girone d'andata prima in classifica, perché è una squadra che aveva perso poco, aveva equilibrio. È chiaro che le 2 partite consecutive che non ha ottenuto le vittorie ha dato la possibilità alle inseguitrici di
di prendere morale e di prendere fiducia. Perciò secondo me il campionato è chiaro che è apertissimo, non c'è più la favorita Sant'Agata, perché quando il distacco dalle altre inizia a essere sostanziale, poi è difficile recuperarlo. L'importante quelle sotto negli scontri diretti, appena già non ottiene dei risultati, la vittoria, è chiaro che il campionato va a finire. È chiaro che adesso è molto aperto. Adesso è molto aperto. Però ci piace questa cosa, no? Dà più insomma, è energia chiaro allo che stesso partite girone. scontate non ce n'è, lo dimostra oggi il Taormina che è andato a vincere con la San Pio. In una partita assolutamente importante, perché come ha detto Carlo si è giocato al di là della partita, insomma, è chiaro con che il pubblico, le partite non giocate ad Acireale e a Giarre già danno sicuramente la possibilità di andare a commentare dei risultati sicuri, insomma. Il risultato oggi l'ha fatto il Viagrande. Beh, chiaro, anche il Viagrande, una partita a Militello, un pareggio inaspettato, un pareggio fuori casa in casa della prima in classifica. È una squadra che tra quelle che sono sotto è forse tra le più abituate, e possono diventare punti pesanti anche per la salvezza dello stesso Viagrande. Possono diventare punti pesanti. Perché il Viagrande, tra l'altro, è abituato a questo tipo di campionati, a lottare per la salvezza, e ha davanti un organico di primissimo livello, perché Dama, Costa, Scapellato e qualcun altro, insomma, per la categoria sono degli attaccanti importanti, Marziale. Allora, abbiamo in collegamento adesso da Scordia Lorenzo Gugliara. Buonasera Lorenzo, come stai intanto? Perché abbiamo saputo che ieri tanto freddo a Belpasso, insomma stasera con la febbre, se non sbaglio. Sì, intanto saluto i tuoi ospiti, in particolare con grande affetto Natale Serafino e Carlo Breve, con cui ho condiviso parte della mia vita. Immagino. Sportiva, calcistica. Immagino. Allora Lorenzo, ieri tanto freddo, ma l'importante era vincerla questa partita. Sulla carta abbastanza abbordabile contro un Belpasso ormai, insomma, che sta giocando spesso e volentieri con la squadra juniores, per cui una partita che chiaramente bisogna giocarla per vincerla, però insomma si è partiti con l'idea che era assolutamente abbordabile. Un 4-0 che permette a questo Scordia, come giustamente diceva anche Carlo, di resettare e ricominciare magari, chissà, una nuova stagione per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Allora, lo Scordia è in serie positiva da 5 giornate, dal pareggio con la Cireale in casa, un'altra squadra completamente rivoluzionata e quindi chiaramente in ritardo rispetto alle altre, su questo non ci sono dubbi. Ho fatto un po' un calcolo rispetto a 2 anni fa, quando sulla panchina c'era Natale Serafino. Questa squadra è in ritardo rispetto a quella squadra di ben 8 punti, togliendo anche quella vittoria al Mister Bianco di Natale Serafino, che poi fu, diciamo, annullata dal ritiro del Mister Bianco da quel campionato. Sì. Per me, insomma, il miracolo già sarebbe entrare nella griglia dei playoff, perché il ritardo, insomma, rispetto alla prima, secondo me, insomma, già è Ma la società cosa vuole da questa stagione? Hai tu già un'idea? La società voleva da questa stagione chiaramente un campionato di vertice, poi dopo un inizio promettente sono arrivate ben 4 sconfitte consecutive, di cui 2 in casa con Taormina e Biancavilla e poi anche col Palazzolo, per cui insomma la squadra ha dovuto ridimensionare un po' le proprie ambizioni. E poi a dicembre è stata completamente rivoluzionata la squadra per ben 8 undicesimi. Un nuovo campionato, in poche parole. Un nuovo campionato, però è chiaro che se riuscirai ad arrivare fino in fondo potrai con qualche accorgimento costruire una squadra per il prossimo campionato, ma sai, nei campionati di eccellenza, nelle categorie così, insomma, non è facile programmare, anche perché poi subentrano altri aspetti, la stanchezza e probabilmente anche... Certo, c'è un po' di amarezza per la stagione persa l'anno scorso in Serie D, insomma è stato un campionato travagliatissimo. L'anno scorso c'è tanta amarezza. È stato un campionato che era nuovo per lo Scordia, poi insomma ci sono state tante variabili, diciamo la maggior parte negative, ma la colpa a mio avviso non bisogna addossarla mai a nessuno. Sono d'accordo. Sono quelle stagioni che vanno così, dove tu probabilmente insomma non conosci bene i meccanismi di una stagione, di un campionato, ma a mio avviso Natale Serafino
non può che essere d'accordo, quella stagione si poteva sicuramente salvare. È vero. Vabbè, acqua passata, adesso bisogna guardare avanti. Insomma, parlare di quella stagione, io la ricordo solo per, diciamo così, per la storia, perché è giusto, insomma, non l'ha mai fatta. È poi giusto. questo Lorenzo, io ti ringrazio e ci sentiremo presto per nuovi collegamenti, soprattutto riguardanti voi lo Scordia. E soprattutto saluto sempre con molto affetto i tuoi ospiti e ribadisco Natale Serafino in particolare, a cui auguro sicuramente di ritornare, come dire, in auge e ad allenare nella panchina che lui sicuramente merita. Giusto, grazie a Lorenzo Gugliara, grazie a voi, buona serata. Ha seguito per noi questa vittoria un bel passo. Beh, ti hanno chiamato in causa, d'altra parte quando si parla di Scordia mi sembra giusto, insomma hai legato il tuo nome, la tua crescita anche professionale a Scordia. Non parliamo della scorsa stagione, parliamo quello che ti è rimasto di Scordia. È rimasto il grande effetto delle persone, è rimasto l'esperienza di aver trascorso 4 anni dove sono successe tantissime cose positive e negative. Assolutamente. E soprattutto tantissima esperienza e tantissime cose che rifarei sempre. Non sono ipocrita di dire non lo farei. Assolutamente, sempre. ti sono servite poi per accrescere il tuo bagaglio. Sicuramente, come diceva Lorenzo l'anno scorso, purtroppo il primo io abbiamo pagato l'inesperienza di un campionato che nessuno aveva mai fatto, quindi può succedere. Questa è la verità. Va bene, questa è una verità. Insomma, partendo dall'allenatore naturalmente, perché un quadro completo. Anch'io avevo bisogno un po' di esperienza per... Beh, allora vedremo cosa succederà poi prossimamente. Tutto l'insieme delle cose poi alla fine. Certo. Allora, proprio sulla partita di Belpasso, vinta dalla squadra di Pippetto Romano, guardiamo, sentiamo soprattutto le interviste realizzate da Lorenzo Gugliara. Sì, sono delle partite difficili, lo sapevamo, abbiamo sprecato tanto al primo tempo, sottovalutando involontariamente anche la partita. Abbiamo iniziato con il piglio giusto il secondo tempo, siamo riusciti a sbloccarla, che era la cosa più importante, perché queste partite poi passano i minuti e più diventa difficile poi. Però l'importante era ottenere 3 punti, l'abbiamo ottenuti e pensiamo a queste 2 partite in casa. Sei arrivato quasi a fil di erba per segnare questo gol? Sì, l'ho vista alla fine, l'importante è che è entrata la palla, questa è la cosa più importante. Il tuo campionato quest'anno è uno dei migliori della tua carriera, insomma, perché stai giocando con grande impegno ma soprattutto con grande serenità, Mimmo. Sì, questo sì, me la sento un po' mia la squadra, nel senso che ormai mi sono stabilito qui a Scordia, ci tengo a fare bene, poi si è creato un gruppo bellissimo e spero comunque di riportare lo Scordia, visto la delusione dell'anno scorso, in più alto possibile. Direi che il primo tempo, pur avendo il dominio della partita, sprecato tanto sotto porta, loro non sono mai arrivati in porta, diciamo, solo che è mancata la concentrazione, la cattiveria e la determinazione di buttare la palla dentro. Poi si sa benissimo che quando non riesce a sbloccare le partite subentra il nervosismo, ma io l'avevo detto alla vigilia che era una partita complicata se non si entrava con l'approccio giusto. Quando si arriva là bisogna essere determinati e voler cercare il gol a tutti i costi e con grande convinzione. Noi arriviamo là, alcune volte fraseggiamo troppo, perdiamo troppo il tempo, vogliamo fare magari il gol più da cineteca che con semplicità. La grande esperienza di Romano, insomma, ha resettato tutto l'ambiente dopo la scorsa stagione, qualche aggiustamento doveroso a dicembre. Adesso qualcuno magari potrebbe pensare che lo Scordia potrebbe rientrare nei playoff, però forse andiamoci piano, no? Che dici? L'ambizione societaria all'inizio stagione era quella di puntare a fare un campionato di vertice. È chiaro che hanno avuto delle difficoltà, come è stato già detto.
Sicuramente il Petto Romano è un allenatore esperto per la categoria, ma chiaramente le squadre che sono lì davanti faranno di tutto. Sono per lontani battere, in questo sono momento. lontani. Sono E poi lontani. anche come organico hanno qualcosina in più. Allora, passerella finale sempre con Gaspare. Allora, stagione che ti ha visto quest'anno, insomma, ai box. Le gomme sono però già abbastanza dure per potersi, insomma, rimettere in corsa, sperando magari che possa arrivare qualche proposta interessante, ma che sia costruttiva. Non so se sei d'accordo, Sì, Gaspare. sicuramente. No. Allenare è chiaro che per uno che fa questo mestiere è sempre importante. È chiaro che ci vuole anche un progetto tecnico, una serietà societaria. Ma non sei fermo, perché so che stai insomma, io, seguendo anche una scuola calcio. La passione è il calcio, adesso mi diverto con i bambini, c'è una scuola calcio a è Mascalucci, tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, vedi i bambini crescere, è chiaro che è tutto un altro contesto, però anche lì anche si dialoghi, provano delle emozioni, per adesso va bene. Insomma, incroci le dita, se arriva una proposta la prenderai in considerazione. Sicuramente. Bene, allora penalty ti porterà fortuna, vedrai. Grazie. Attenzione perché l'anno scorso, insomma, voglio raccontare un aneddoto che riguarda Pino Rigoli, era in attesa di una chiamata, lui venne in trasmissione la domenica, mercoledì lo chiamò l'Acragas, per cui insomma fu fortunata quella sua partecipazione. Grazie a Gaspare Cacciola. Grazie a tutti i telespettatori. Natale, invece per te ormai quest'anno insomma soltanto osservatore importante e attento dei vari campionati, però con tanta voglia anche di rimettersi prestissimo in gioco. Tra l'altro tu sei un allenatore professionista, quindi chissà, magari un'avventura che non sia soltanto legata alla Serie D o all'eccellenza. No, bisogna dirle queste cose. No, l'obiettivo di andare a prendere il premio di seconda categoria era un obiettivo personale, non in funzione di un mio futuro. È stata una bella esperienza, Sì, Carlo lo può tutti, dire prima di me, Gaspare, tutti, certo. L'ha preso, quindi sa cosa vuol dire essere là dentro, sa cosa vuol dire confrontarsi con le persone che fanno parte di quel gruppo, e quindi per me è una grandissima esperienza che auguro a chi la vuole fare questo mestiere, diciamo, i numeri, certo, per farlo. Quindi il prossimo anno con tanta attenzione e magari tentare... Le esperienze servono sempre. Io quest'anno lo prendo come esperienza, migliorarmi sempre, crescere e soprattutto imparare sempre. Qui c'ho una persona che conosco da anni, sappiamo tutti le qualità. Nonostante siamo stati avversari nell'ultimo campionato, conosco da anni, per me è un esempio. Assolutamente, sono d'accordo. Ha vinto qualche campionato sappiamo, più di me, sappiamo. è allenatore professionista, è un insegnante, e per me, diciamo, è un riferimento sia come persona sia come allenatore, perché Carlo ha fatto bene. Certo. In qualsiasi squadra. Natale, allora in bocca al lupo per il proseguo. Crepi e in bocca al lupo a Gaspare, che è Assolutamente. quello che può ancora tentare la stagione. Ha bisogno di più di noi. È vero, è vero. Purtroppo siamo alla finestra. È vero, obbligati. Carlo, insomma, questa tua presenza oggi all'interno di Penalty, legata insomma al commento del calcio dilettantistico, ci è piaciuta, complimenti. Grazie Male che vada, c'hai un altro mestiere pronto, no? A me è piaciuto, a me piace sempre parlare di calcio, mi sento a casa mia, certo. Quindi è un grande piacere condividere con dei professionisti come te e come i tecnici che ci sono oggi. È vero, è vero. La nostra passione, il calcio è una grande passione. Non ne possiamo fare a meno, non si direi. può fare a meno del calcio. E devi salutare un maestro. Sì. Io, insomma... Ho fatto il compleanno ieri. Uno dei decani che salutiamo del nostro perché calcio, ci segue. Un grande maestro di calcio e di vita che è Angelo Busetta, che saluto affettuosamente. Lo conosci bene, ci racconta facciamo un gli auguri in 30 secondi, qualcosa che è rimasto immortale nella tua mente. Busetta è un grande gestore di gruppo, un grandissimo gestore uomo spogliatoio. di gruppi. Lui come preparava lui le partite, visto veramente pochi allenatori preparare le partite come lui. Hai preso qualcosa da Busetta nel tuo bagaglio? Si prende da tutti, si prende da tutti, quindi anche da Busetta la preparazione meticolosa alla gara, come te la faceva vivere lui il sabato al comunale, la riunione, catino del comunale. Ecco, quello che mi ricordo di più dei 4 anni passati con Busetta, il sabato pomeriggio, la riunione tecnica al comunale dentro gli spogliatoi. Bellissime queste cose. Era veramente da filmare,
da filmare e fare vedere a tutti i tecnici a Coverciano. Giusto, sono d'accordo. Tra l'altro voglio ricordare agli amici di Penalty e anche a mister Busetta che poi nella seconda parte insomma abbiamo voluto omaggiarlo di questa bella festa del suo compleanno con un video insomma. Assolutamente, certo, anche con i nostri ospiti che insomma hanno avuto modo di conoscere bene Angelo Busetta. Grazie allora al nostro Carlo Breve e ci rivedremo presto nel lato commentatore, perché potrai soltanto seguire le partite dalla tribuna in questo periodo. Noi a questo punto ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, non scappate, non cambiate canale, canale 78 del digitale terrestre, Gold 78, Penalty ritorna tra poco. Organizziamo gli ospiti. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. La migliore qualità, la scelta giusta al servizio di tutti gli automobilisti. CRA, Consorzio Ricambi Auto, azienda leader nella ricambistica con le migliori marche del settore. Quando è importante la scelta, frizioni e volani Look, ammortizzatori Kajaba, frizioni Baleo ed inoltre meccanica Febi per vetture tedesche. CRA, Consorzio Ricambi Auto, Viale Vittorio Veneto 176A, Catania. Info 095 37 51 53. Seguici anche su www.crasrl.net, su Twitter e Facebook. CRA, scelta e qualità con la migliore innovazione. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. No au racisme. No al racismo. No to racism. Amici di Penalty, ben ritrovati. Inauguriamo questa seconda parte della trasmissione ricordandovi che siamo in diretta tutte le domeniche a partire dalle 19 sino alle 21 sul canale 78 del digitale terrestre, sul canale di Gold 78. Siamo in replica anche dopo le 22, questo è importante, di questa stessa domenica, in replica lunedì sera dopo la mezzanotte. Insomma, ci potrete seguire, così avrete modo anche di conoscere nei dettagli la giornata domenicale sportiva siciliana.
Subito impostazione tecnica, poc'anzi abbiamo avuto Carlo Breve, adesso abbiamo il nostro Alessio Patti che salutiamo. Ciao Alessio, ben trovato. Buonasera a te Ettore e a tutti i nostri amici da Vedo casa. che hai una voce bellissima, Sì. sei raffreddatissimo, Oggi sei anche sono- con un po' di febbre. Sì, infatti chiedo scusa agli amici da casa se Ti perdoneranno. oggi non sarò in forma. Oggi però- abbiamo avuto dei problemi perché in redazione giustamente c'è stata anche Giuliana colpita dalla febbre, per cui sei rimasto da solo, però insomma sei riuscita a inquadrare tutti i risultati alla grande come al solito. Il meteo è stato un po' troppo birichino in queste settimane. Sappiamo. Bene, da questa parte abbiamo avuto un cambio, sono andati via Gaspare Cacciola e Natale Serafino e sono arrivati il direttore sportivo del Real Aci, Angelo Costa. Ciao Angelo, ben trovato. Buonasera a tutti. Io sono sempre contento di incontrarti perché con te insomma abbiamo avuto delle esperienze calcistiche in comune bellissime, ma poi io lo dico sempre, ma non da ora, e lui lo sa da tanto tempo, devi appendere le scarpette al chiodo perché il tuo futuro è da dirigente, ma non da un dirigente qualsiasi, da un dirigente che cresce di anno dopo anno. Infatti quest'anno è il primo anno che fa il dirigente ufficialmente e stai avendo un buon successo, devo dire. Sì, Sei contento? Diciamo che il doppio ruolo non l'ho voluto fare. Anche perché insomma c'è anche l'età. L'età, però sono convinto che i due ruoli non si possono fare ed è giusta questa cosa. Insieme ad Angelo Costa abbiamo Davide Ferlito, un dirigente della San Leone, prima categoria, che sta facendo un campionato importante, sia dal quinto posto. Sperate di fare qualcosa in più oppure vi accontentate per adesso? Innanzitutto buonasera, Buonasera, grazie per Davide. l'ospitalità che mi avete dato. Che dire, noi siamo in Siete prima là. categoria, siamo là. in zona playoff, stiamo cercando di fare del nostro meglio. Bene, questa è una cosa piano. giusta. Piano piano. Sereni e tranquilli. Piano Se piano. poi arriva qualcosa di più, Piano piano. non vi tirerete indietro? Per adesso siamo lì, poi alle lunghe vediamo. Vedremo cosa succederà. Va bene, allora campionato di promozione, subito i 4 gironi per conoscere risultati e classifiche. Rimanete lì perché sul canale 78 appunto ve li leggiamo tutti con le relative classifiche. Partiamo subito con il girone A del campionato di promozione, anche in questo girone terza giornata di ritorno. Andiamo subito con il tabellino. Anche qui ci sono state alcune partite che sono state rinviate, anche più di una devo dire, come ad esempio Nuova Sancis Canicattì, Campobello Casteltermine è finita 0-0, rinviata Atletico Ribera 5 Torri Trapani, vittoria fuori casa del Gattopardo 1-0 contro l'Ares Menfi, poi abbiamo Ravanusa Camarat 2-0, rinviata Sera di Falco Partinica Audace, Castellammare batte Salemi 1-0 ed infine anche la Libertas 2010 con i Raffadali è stata sospesa. C'è stato di tutto, adesso guardiamo anche la classifica e poi la commentiamo con il nostro Alessio, con una classifica che chiaramente non è proprio aggiornata perché sono veramente tante le partite che non si sono disputate, ma vi diamo il quadro completo lo stesso. In testa il Raffadali con 41 punti, il Canicattì con 40, Castellammare 35, Libertas 2010 34, Nuova Sancis 31, Ares Menfi 29, Atletico Ribera 26, Partinica Audace Campobelle e Ravanusa 22, Camarat 21, Salemi 17, Sera di Falco 14, Gattopardo 12, 5 Torri Trapani 8 ed infine Casteltermini 4. Alcune squadre hanno 2 partite da disputare, altre invece soltanto una partita. Alessio, non è che possiamo fare un quadro assolutamente veritiero in questo momento su questo girone A del campionato di promozione? No, assolutamente Ettore, delle prime 5 in classifica ne ha giocato solamente una squadra che ha vinto, ha fatto il suo dovere e come si può ben vedere la classifica se la regia ci viene in soccorso. Una squadra che ha accorciato sul primo posto, anche se Ravanusa ha una partita in meno, Canicattì ne ha addirittura 2, quindi davvero poco da commentare per quanto concerne la zona promozione e la zona playoff. Se c'è un risultato che ha un po' spezzato gli equilibri della classifica è la vittoria del Gattopardo, che ha così lasciato il penultimo posto, salito a quota 12 punti, quindi può veramente respirare perché il... Eccola qua la classifica, la nostra esatto, regia guidata da Giuseppe Giuffrida, come al solito sempre stacca celere. il 5 Torri Trapani che ha comunque 2 gare in meno, quindi Castellammare a 35 e Gattopardo a 12, le due squadre che hanno ottenuto i risultati e sfruttato i turni di riposto delle altre. Vogliamo soltanto comunicare una piccola
insomma, gaffa che è stata realizzata, c'è scritto eccellenza B, è sbagliato, chiediamo scusa, quella è promozione A, ma i risultati però li abbiamo dati giusti, così come la classifica. Una battuta con Angelo Raffadali Canicattì. L'anno scorso il Canicattì, sappiamo benissimo, ha perso la finalissima con l'Avola, quest'anno è ripartita alla grande, probabilmente non pensava di incontrarsi Raffadali sulla propria strada. Sono due squadre che negli anni hanno fatto categorie importanti. Canicattì, come hai detto tu, l'anno scorso ha lottato fino all'ultimo per vincere il campionato e quest'anno si sta confermando alla grande. Penso che... Potrebbe farcela? Secondo me sì. Anche perché il presidente vuole assolutamente questa promozione. Canicattì è da tanto tempo che manca ormai a certi livelli. È una bella piazza, una piazza che ha fatto anche la Serie C. Calcio importante. Calcio professionista. Tra l'altro non soffre la vicinanza di Agrigento né di Caltanissetta, fa il suo percorso dritto per conto suo quasi, rendendosi conto che ha una grande, insomma, qualità e soprattutto tanto pubblico che lo segue, perché ogni partita ha più di 500 spettatori e per il campionato di promozione sono numeri. Stiamo parlando di un grosso centro con un bacino di utenza importante e con una tifoseria importante pure, quindi... Diciamo che vedremo cosa succederà allora. Strada facendo scopriremo per bene se questo Canicattì guidato da Falsone quest'anno, insomma, riuscirà a vincerlo questo girone A del campionato di promozione. Però diamo merito giustamente anche a Raffadali, non so se sei d'accordo, no? Sì, assolutamente. Ettore Raffadali già l'anno scorso aveva sfiorato la promozione. È chiaro che potrebbe essere l'anno buono, è l'anno buono per entrambe. Sì. C'è un solo posto, poi c'è tutta la combine. La lotteria dei playoff, però Ettore sai meglio molto di me, difficile, tu molto nel tuo passato da allenatore, che è veramente molto complicata difficile. perché ci vogliono i nervi saldi. Non sempre li si ha per molteplici ragioni, quindi vedremo come si svilupperà il campionato. Vedremo. E adesso passiamo al girone B del campionato di promozione. Anche questa è stata una domenica importante dove probabilmente, insomma, possiamo dire che il Villabate potrebbe avere scritto insomma una parola, non dico fine a questo girone, però ha detto: guardate che quest'anno noi ci riteniamo assolutamente la squadra da battere. Chiaramente ancora un po' troppo presto, però insomma credo che il Villabate sulla carta in questo momento potrebbe essere veramente la squadra che potrebbe vincere questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo subito il tabellino con i risultati di questa terza giornata. Acquadolcese batte Barcellona Pozzo di Gotto 2-1, l'Iniziativa Cus Palermo 1-1, Villabate 3, Città di Casteldaccia 1, Geraci Città di Gangi 1-1, Sant'Angiolese Futura 3-0, Nuova Città di Caccamo Lascari 1-1, Bolognetta Monreale 5-2 per il Monreale ed infine Real Finale batte Sinagra 1-0. Adesso la classifica che vi ho già anticipato in linea di massimo, con questo Villabate in testa con 41 punti, ma la guardiamo insieme. Villabate appunto con 41 punti, Cus Palermo 37, Sant'Angiolese 36, Nuova Città di Caccamo 34, Barcellona Pozzo di Gotto e Geraci 25, Real Finale 24, Monreale 23, Futura 22, Acquedolcese 21, Lascari e Sinagra 19, l'Iniziativa 17, Città di Casteldaccia 15 ed infine Bolognetta 12 e Città di Gangi 11. Alcune hanno, come avete potuto vedere dall'asterisco, qualche partita in meno. Ho detto troppo sul Villabate, secondo te, Alessio? Ho esagerato dicendo che è soltanto ancora la terza giornata di ritorno, per cui forse è un po' esagerato pensare che il Villabate in questo momento sia assolutamente la squadra più forte. Ettore, il campionato è apertissimo, il Villabate è sicuramente costruito per vincere il campionato, d'altronde la posizione che occupa lo dimostra, però secondo me qualche favore al Villabate lo fa il Cus Palermo, perché scorsa settimana il Cus Palermo aveva sfruttato il passo falso del Villabate e si era portato a -2. Oggi il Cus Palermo in casa dell'Iniziativa non va oltre il pareggio per 1-1. Una squadra quindi che dovrebbe essere più cinica, ha gli strumenti per farlo, ha un allenatore che ha giocato anche tra i professionisti, quindi se il Cus Palermo fosse un po' più cinico, sicuramente per il Villabate sarebbe dura, perché forse fra le due io vedo anche qualcosina in più nel Cus Palermo, però è chiaro che nel calcio
I risultati danno ragione a chi è più cattivo e segna di più dell'avversario, chi fa più punti in classifica dell'avversario, quindi i valori poi lasciano il tempo che trovano. Quindi Villabate è favorito se il Curs Palermo non trova questo cambio di marcia sotto il profilo della cattiveria. Davide, il campionato di promozione è un campionato sempre molto difficile. San Leone quest'anno sta disputando quello di prima categoria, però attenzione, quando poi si sale, se dovesse andare bene, incrociamo le dita, insomma il campionato di promozione è veramente un'altra cosa. Non dico abissare rispetto alla prima categoria, però le differenze sostanziali ci sono. Il Curs Palermo, per esempio, che l'anno scorso era nel campionato di eccellenza, come ha detto Alessio, scendendo in promozione sta trovando più difficoltà rispetto a 2 anni prima che l'aveva stravinto. Ma come dici tu, il campionato di promozione giustamente è un campionato un po' particolare, nel senso che giustamente scendono anche dei giocatori di categoria. Di categoria importante. E poi scendendo di categoria si trova un campionato che 5-6 squadre si trovano sempre lì per lottare. E tutti gli altri a soffrire. Funziona così, bene o male. Bene o male è sempre così, spesso e volentieri. Ogni campionato, Ettore, ha sempre una storia delle caratteristiche a sé. Quindi è chiaro che, come hai detto bene tu, se in promozione si costruisce una squadra che può vincere l'eccellenza, non è detto che vinci la promozione anche se i valori sono nettamente superiori. È vero. E se ti fai una squadra di professionisti per vincere la promozione non è detto o per vincere l'eccellenza, comunque sono dei giocatori che... Cioè tra dilettantismo e professionismo, o comunque in generale tra il semiprofessionismo di Serie D ed eccellenza e il dilettantismo puro di prima categoria e di gran parte delle squadre di promozione, ti mette in difficoltà. Perché se sei il Cus Palermo, che è una squadra che può tranquillamente disputare il campionato eccellenza, e vai in casa di una ultima in classifica, soffri di più che con un'avversaria di pari grado. Angelo, il Cus Palermo che insomma ha una struttura bellissima, universitaria, insomma un supporto che aiuta tantissimo in una società, pertanto probabilmente questo Cus Palermo è veramente la squadra che deve inseguire questo Villabate, oppure non è detto perché abbiano la struttura possono veramente fare tanto? No, diciamo che ci hanno dei punti a favore. Oggi avere una struttura è una cosa importantissima, perché... E voi ne sapete qualcosa? Noi ne sappiamo qualcosa, perché praticamente ci giocano 5-6 squadre solo in un campo, diventa una situazione un pochettino paradossale. E poi, ricollegandomi alla classifica, 4 punti sono pochi, non stiamo parlando di... Basta un pareggio già per metterti a 2 punti. Quindi ho anticipato troppo, sono stato troppo ottimista nei confronti del Villabate, c'è anche lo scontro diretto. Secondo me è tutto sono stato troppo buono col Villabate, tutto da giocare, nonostante il blasone Villabate, infatti, tutti conosciamo. Anche lì non scherzo, infatti però sono convinto che è presto per parlare. È presto per parlare, va bene, vedremo cosa succederà. Noi adesso invece parliamo del girone C, che seguiamo anche con molta intensità. Molta dedizione, proprio perché insomma ci sono squadre siciliane che hanno una tradizione, squadre catanesi, squadre messinesi. È un girone veramente molto interessante. Guardiamo il tabellino di questa terza giornata. Anche oggi c'è stata qualche partita che è stata rinviata, ma guardiamo nel dettaglio. Terme Vigliadore che perde in casa lo scontro quasi diretto con il Camaro, che con questa vittoria si conferma leader del girone C. Gescal Città di Messina 1-1, Calatabbiano Città di San Filippo del Mela è stata rinviata, Messina Sud Giardini Naxos 0-0, Messana batte Merì 2-0, Aci Sant'Antonio Real Aci rinviata ed infine Ionica Rometta 2-1 per la squadra ionica. Ha riposato il San Biagio perché, come tutti ben sanno, una squadra, il Forza Calcio Messina, è stata esclusa perché ha rinunciato al campionato. Guardiamo la classifica, poi ne parliamo anche con Angelo perché insomma conosce molto bene questo girone. Classifica che vede in testa, appunto, come ho anticipato poc'anzi, il Camaro con 42 punti, il Messana con 37, Ionica 35, Città di Messina 34, Terme Vigliadore 29, Real Aci 27, Calatabbiano Città di San Filippo del Mela 22, San Biagio 19, Merì 17, Giardini Naxos Gescal 15, Real Rometta 14, Messina Sud 13, Aci Sant'Antonio 2 punti. Forza Calcio Messina, come tutti ben sanno, è stata esclusa dal campionato. Allora, prima di parlare con Angelo voglio parlare con te, poi dopo vedremo anche la bella vittoria del Camaro fuori casa, con la possibilità anche di parlare con il presidente del Camaro, perché mi sa che quest'anno è l'anno del Camaro.
Dimmi tu. No, Ettore, hai detto benissimo, squadre che hanno disputato campionati di ben altro livello rispetto alla promozione. A proposito di questo fa un po' specie, un po' dispiacere vedere la C Sant'Antonio a 2 punti, ultima in classifica. Speriamo che in futuro si pagano gli sbagli. Assolutamente. Nella prima parte parlavamo proprio di questo, no? Che se le società non sono attrezzate per fare i campionati, non glielo ordina il medico di iscrivere le squadre. Esatto. Io lo dico sempre, magari passo un po' per quello troppo cattivo, però è un dato di fatto, e qui Angelo e Ferrito me lo possono confermare. D'altra parte, oggi come oggi, le amministrazioni comunali che prima elargivano contributi quasi per costruire le squadre, adesso chi non ha un portafoglio insomma importante e pesante non può fare neanche la squadra, non può neanche iscriverla. Esatto. E si finisce così per falsare i campionati, perché è questo poi il problema di fondo. È chiaro che comunque sempre un po' di dispiacere per la piazza c'è. Speriamo in un futuro migliore comunque di tutta l'organizzazione sportiva. Camaro, Messana, che si incontreranno tra l'altro la settimana prossima. E questo è un po' il crocevia del campionato, perché se il Camaro farà il suo dovere contro il Messana non credo, Ettore, che ci saranno più punti interrogativi su questo campionato. Angelo potrà sicuramente aiutarci in un'analisi tecnica più dettagliata, perché questo girone lo conosce molto bene. Infatti Angelo, questo girone lo conosci molto bene, Camaro e Messana li hai già incontrati, settimana prossima ci sarà questo scontro diretto. Chi vedi favorita per la vittoria finale? Innanzitutto mi collego al discorso presidente del Camaro e voglio fare i complimenti per Tra poco l'avremo in diretta, per l'eccezionale ospitalità che ci hanno dato, nonostante l'abbiamo pareggiato, una società modello, e li ringrazio attraverso la trasmissione. Per quanto riguarda la squadra che si è ritirata, purtroppo i campionati sono falsati, perché noi li abbiamo presi alla quarta o alla quinta giornata, adesso non ricordo. E come è andata? Abbiamo vinto là dopo una battaglia, poi loro che fanno? Si ritirano e secondo me noi siamo stati penalizzati al massimo. Assolutamente. Perché là abbiamo dovuto fare una battaglia per vincere, adesso poi hanno tolto i punti a tutti, quindi è stato per noi è stato un handicap. È stato un handicap, è vero. Però attenzione, perché questo Messana lì se la giocherà probabilmente fino alla fine, no? Sì, è una squadra di personaggi che hanno giocato sempre in queste categorie. Mi piace questo personaggio, il termine Sì, personaggi giusto. Perché io per personaggi intendo quel classico giocatore che in campo si fa sentire, magari un po' su con gli anni, ed il Messana c'ha più di un elemento del genere. Che per questi campionati, Angelo, è inutile, insomma, giochiamo a carte scoperte. Si sa che certe volte alcuni personaggi servono per equilibrare insomma, il colloquio con l'arbitro, negli spogliatoi, con la squadra avversaria. Queste sono le categorie dei dilettanti, bisogna tenercele strette però. Diciamo che quando fai la squadra devi pensare anche a queste cose, devi fare un mix di giocatori. Voi l'avete fatta così quest'anno la squadra? Avete trovato questo mix tra maturi, non maturi, giovani, interessanti? Allora io ho confermato insieme alla società 4-5 giocatori dello scorso anno, poi abbiamo fatto tanti innesti giocatori che io conoscevo, e vorrei citare un giocatore in particolare che è stato confermato, Ivan Febbraio, che per la categoria è un fenomeno. Ha giocato anche in Lega Pro. Addirittura. Ancora è giovanissimo. E che ci fa da voi? Che ci fa da noi perché come al solito il carattere... della serie, c'ho la ragazza a Catania, rimango a Catania. No, il carattere il giocatore praticamente è dettato dal carattere. Quest'anno, e su questo mi prendo... È un 91 hai detto? Sì, è molto quindi è ancora giovanissimo. Su questo mi prendo le mie, perché ho saputo gestirlo. Bravo, in campo è micidiale, io l'ho consigliato a tante squadre. Ma conosciamo le tue qualità da spogliatoio, quindi insomma personalmente le ho conosciute e so che quando in società c'è un dirigente che riesce a tenere tutto sotto controllo, lo spogliatoio va. Al momento che c'è qualche cosa che non va, salta tutto, proprio perché se non c'è la persona che riesce ad avere l'equilibrio giusto anche nel saper parlare con i ragazzi, perché poi magari questo ragazzo del 91, se non trovi il dialogo giusto, le parole giuste, rischi di perderlo lo stesso. Ma io lo facevo già da giocatore questo, lo sappiamo, le gare, diciamo, lo spogliatoio al campo. È vero. Quest'anno un'assenza da agosto a ora non sono mai mancato. Bene. So che la mia presenza è importante, è fondamentale. Quindi cerco di essere sempre
sul pezzo. Bravo, bravo. Allora, adesso guardiamoci questa vittoria fuori casa del Camaro in quel di Terme Vigliatore. Saluto tra l'altro il presidente del Terme Vigliatore, che è stato in nomination la scorsa stagione quale miglior presidente del campionato di prima categoria, un presidente, devo dire, molto vulcanico. Guardiamoci questa vittoria e tra poco dovremo anche collegarci con il presidente. Che arriva adesso, inizia la 18ª gara. Attenzione intanto al Terme con Bartuccio, 1 contro 1 con Mondello. Bartuccio prova con il destro, palla fuori, numero 8 Arena sulla sfera, prova addirittura a calciare, la palla rimbalza dalle parti di Foti. Adesso Mondello può mettere in mezzo la palla verso Brigandi che di testa al 10°. Il Camaro passa in vantaggio con il 12° gol in campionato di Brigandi su assist del solito Mondello. Brigandi la mette al 10° per il gol del vantaggio del Camaro sul campo del Terme. Adesso Alizzi riesce a liberarsi, forse un colpo al volto. Attenzione il gran tiro di Alizzi, San Matrice respinge nell'area, entra in area Princi, 1 contro 1, si sposta la palla sul destro, la mette sul secondo palo, il gol! Pasquale Princi al 19°, una parabola solamente deviata da Foti ed è il gol del 2-0. Nel frattempo qualche scontro in area, c'è stato un cartellino, non abbiamo visto per chi. Nel frattempo il Camaro raddoppia con la palla scodellata dalle parti di Princi, che in profondità serve Cappello, che è in area, la mette in mezzo bassa, il tocco di Matai che quasi beffa il proprio portiere. Vedremo gli esiti di questa punizione con Genovese, la mette direttamente in porta, forse una deviazione finale, non abbiamo visto se il gol è il suo, ma il Terme va in gol al quarto d'ora. Ci è sembrato direttamente di Genovese il gol. Princi che punta a Scardino, prova a mettere direttamente in mezzo la posizione regolare, Brigandi stoppa e tira debole. C'è Munafo centralmente verso Brigandi, anzi Paludetti che è in aria, il tiro! Sembrava gol dalla nostra posizione, invece esterno della rete. Al numero 7 riesce comunque ad agganciarla, testato da un difensore, si gira, la palla ancora sul destro, esce dall'area, prova con il destro a calciare, palla fuori. Genovese la mette sul primo palo, la palla messa fuori, poi il tiro del numero 15 Mandanici, gran parata di San Matrice e Mondello che mette fuori. Calcio d'angolo, la palla messa in mezzo, il tiro di Bonaccorso ci è sembrato altissimo. Ed è adesso che arriva il fischio, il Camaro vince a Terme Vigliatore, 3 punti importantissimi. Grande vittoria del Camaro fuori casa, una vittoria che permette alla squadra a questo punto di essere veramente leader indiscussa, almeno sino a qui, di questo girone C del campionato di promozione, con questo Messana che sicuramente potrà dire la sua a partire anche dalla prossima domenica, quando appunto andrà a fare visita a Camaro e vedremo un po' che cosa succederà. Se non sbaglio abbiamo già il collegamento con il presidente del Camaro, Antonio D'Arrico. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti voi. Allora Presidente, intanto complimenti perché insomma vincere fuori casa è sempre molto difficile, andare a vincere in un campo come quello di Terme Vigliatore è anche sempre molto impegnativo e a questo punto il Camaro non si può nascondere più. Io credo che insomma già lo scorso anno erano state buttate le basi, ma quest'anno non penso proprio che dobbiamo pensare noi tutti addetti ai lavori che sia soltanto un campionato così, tanto per farlo. È un campionato con degli obiettivi ben chiari, credo, no?
Sì, effettivamente non ci nascondiamo più già da un po' di tempo, è della sesta giornata che siamo in testa alla classifica e quindi ormai dobbiamo tenere duro. Ieri abbiamo fatto una grandissima vittoria in un campo difficilissimo, una squadra che veniva da 7 risultati utili consecutivi, è stata una grande prestazione dei nostri ragazzi, siamo veramente contenti. Camaro soffre un pochettino la presenza del Messina, secondo lei? Oppure ormai la tradizione, insomma, vi porta ad essere comunque leader nel vostro quartiere? No, nella maniera più assoluta, noi siamo dei grandi tifosi del Messina, tutti noi, non soffriamo completamente, loro sono dei professionisti, noi siamo sempre nel calcio dilettantistico, cerchiamo di crescere giorno dopo giorno e di fare anche noi dei piccoli passi. Ma non soffriamo per niente, dico, anzi. Ho visto che siete molto organizzati, avete anche un bel settore giovanile, a dimostrazione che da lì parte comunque la cultura di allenare e far crescere i ragazzi che poi faranno parte della prima squadra. Sì, devo dire che tante persone lavorano nel Camaro facendo un ottimo lavoro, ringrazio anche il direttore del Real Aci per i complimenti che ci ha fatto. E infatti adesso è qui, vuole salutarlo di persona, anzi colgo l'occasione. Angelo, il presidente del Camaro. Buonasera Presidente, e ribadisco i complimenti che ho fatto poco fa. È difficile essere molto ospitali anche dopo un risultato per voi, diciamo, in casa non molto positivo. Però siete stati ospitali prima e soprattutto dopo, quella è la cosa più importante. E io insieme alla mia società spero di essere al ritorno, di poter fare, non dico come voi, ma di più. Grazie, Presidente, grazie, lei sa benissimo che giustamente nel calcio dilettantistico, promozione, prima categoria soprattutto, spesso e volentieri insomma, le società non sono molto amiche, ci sono sempre un po' di problemi vari. Voi effettivamente già dall'anno scorso avete impostato la vostra etica in maniera forte e decisa e i risultati vi danno anche ragione, perché insomma, essere al primo posto insomma, è una cosa positiva. Ma guardi, questo è uno dei primi punti su cui lavoriamo ogni giorno. Noi facciamo il calcio per passione, non abbiamo nessun interesse, né ci vogliamo permettere dei passi falsi nei confronti di altre società, sia dal settore giovanile che dalla prima squadra. Questa è la prima cosa che diciamo ai nostri ragazzi. Una partita si gioca in campo per 90 minuti, finiti i 90 minuti andiamo al bar, prendiamo il caffè tutti insieme. Noi lo facciamo veramente amando il pallone, il calcio. Complimenti Presidente. Abbiamo Alessio Patti che le vuole fare una domanda. Buonasera Presidente, Alessio Patti, piacere. Volevo fare una domanda. È Camaro una realtà molto importante, una piazza importante che in passato ha visto categorie superiori, per cui mi sorge una curiosità. Se tutto dovesse andare bene in questo campionato e voi doveste essere in eccellenza l'anno prossimo, cercherete di stabilizzarvi e organizzare il tutto con il giusto tempo oppure tenterete un salto ulteriore già da subito? Perché spesso molte società pianificano in questo modo magari i propri campionati. No, innanzitutto speriamo di arrivarci a questo salto di categoria. Dobbiamo tenere ancora duro, dopodiché sicuramente resteremo con i piedi per terra, dovremo ristabilirci nella categoria dell'eccellenza, è quella che il Camaro comunque ha fatto per moltissimi anni. Dobbiamo restare veramente calmi, tranquilli, con i piedi per terra e fare un passo alla volta. Non abbiamo nessuna premura, dobbiamo crescere col settore giovanile. Quando il Camaro avrà di nuovo i suoi 7-8 giocatori in campo che vengono dal proprio settore giovanile, e allora avete raggiunto il vostro obiettivo, certo. Bene così, Ettore, direi bene così, era la bene risposta così. che tutti volevamo sentirci. Bene. Bene Presidente, allora a questo punto un in bocca al lupo per questa settimana, perché insomma sarà una settimana importante, incontrerete il Messana sabato prossimo e sarà una partita importante non soltanto per la classifica ma anche per insomma cercare di far capire a tutti la nuova immagine e la nuova realtà del Camaro. Grazie. Grazie Presidente, il Presidente Antonio D'Arrico del Camaro. Belle queste cose, Angelo, cioè, piacciono quando insomma due presidenti come quello del Real Aci e quello del Camaro sono riusciti a trovare una sintonia, insomma vuol dire che il calcio deve trionfare alla grande, no? Queste cose fanno piacere.
Diciamo, io lo dico sempre, le squadre che vengono da noi, in campo i giocatori se ne possono dire di tutti i colori, lo sono stato pure io giocatore. Bravo, ci possono anche stare. Tutto, fuori dal campo, massimo rispetto. Giusto, perché bravo. se no è finito lo sport. Non... In prima categoria succede così, glielo chiediamo a Davide. Davide, in prima categoria forse non tanto sportività in alcune partite, in alcuni incontri. Ma... Non tutte, perché voglio dire, anche in prima categoria c'è la sportività, ci mancherebbe. Come ha detto Angelo, l'importante è avere rispetto anche degli altri, perché è giusto che si deve essere così. Quando vengono giustamente squadre dei paesi ci vuole la massima, ci vuole la massima disponibilità, però è giusto che sia così. L'importante è che poi insomma la disponibilità non venga passata per essere troppo buoni. No, quello no, però il calcio si vive anche di rispetto, perché giustamente dobbiamo dare anche degli esempi, no? Chiaro, certo, ci mancherebbe. La vostra è una squadra giovane? Oppure avete anche voi maturi in campo? La nostra è una squadra giovane, è una squadra bella, una bella squadra. Guarda che quando parleremo di prima categoria voglio sapere se voi fate il settore giovanile. Non mi dire niente perché voglio sapere un po' di più dopo. Perché adesso voglio parlare del girone D, del campionato di promozione. Sul Real Aci comunque riprenderemo poi il discorso dopo, perché voglio capire bene dove vuole arrivare la squadra scese. Il girone D del campionato di promozione, anche in questo caso terza giornata di ritorno. Parecchie le partite rinviate, guardiamo il tabellino, Rinascita Nitina batte Ladrano, come tutti ben sanno, 3-0, perché Ladrano si è pure ritirato dal campionato. A Vittoria le Aquile Calatine vincono 1-0, Sporting Eubea batte Città di Catania 3-1 e non 2-1, ma il terzo gol è arrivato all'ultimo istante, quindi le schermate erano già state fatte, ma il risultato finale effettivamente è di 3-1. Città di Ragusa batte Città di Pascolocia 2-1, Megara Augusta D'Agata 1-1, rinviate le partite Real Città di Paternò Marina di Ragusa e Atletico Catania Real Siracusa Belvedere, così come anche Sporting Trecastagni Santa Croce. Quindi anche in questo caso, caro Alessio, insomma il girone D è giudicabile, ma in maniera molto limitata. Sì, Ettore, perché come possiamo ben vedere dalla classifica, anche qui solamente 2 squadre tra le prime 5 hanno giocato. La possiamo andare in onda la classifica? Il Real Città di Paternò, il Santa Croce e l'Atletico Catania non hanno disputato per via del maltempo le proprie gare. Ne approfitta il Città di Ragusa, che vince, va a +4 in attesa chiaramente del risultato del Real Città di Paternò. Da sottolineare chiaramente un percorso straordinario, perché qua la classifica. sui 54 punti disponibili in queste 18 giornate il Città di Ragusa ne ha fatti 44. Io penso che la Vaccara quest'anno è tutta la squadra, vogliono fare le cose alla grande, no? Direi assolutamente sì, in attesa chiaramente dei risultati di Real Città di Paternò e Atletico Catania, che non staranno di certo a guardare. Però il Città di Ragusa sembra avere qualche cosina in più. Sembra avere qualche cosina in più, sono pienamente d'accordo. È vero che secondo te il Città di Ragusa quest'anno c'ha di più rispetto appunto al Paternò, all'Atletico e alla Sporting Eubea, che zitto zitto con 31 punti è in quarta posizione. Certo, un po' lontano dai 44 della squadra di Lavaccara, però in prospettiva playoff potrebbe dire anche la sua. Comunque io l'ho visto giocare il Città di Ragusa, una grande squadra formata da personaggi che hanno fatto veramente le categorie importanti. Ne cito uno, Arena, Bonarrigo, Vindigni, gente che hanno giocato. Però il Paternò e l'Atletico Catania gli daranno filo da torcere, secondo me. Io metterei anche la squadra di Mazzamuta ancora di più dell'Atletico, probabilmente. Sì, Paternò per organizzazione, mentalità e voglia di vincere. Un grande organico. Fame. Adesso ha messo Carbonaro. Fra le sue file Nino Carbonaro, che è un attaccante che sappiamo ogni tutti. anno rispetta i numeri. E quindi gli daranno filo da torcere fino all'ultimo. Sarà un girone interessantissimo, Alessio, quindi questo girone D del campionato di promozione. Vedremo come andrà a finire. A 2/3 squadre. Perfetto. Allora, tu conosci Angelo Busetta? Sì, certo che lo conosco. Un tuo pensiero su Angelo Busetta?
Angelo Busetta, Ettore, non lo scopro io. Ci Quando io sono nato nel 93, lui Sì. aveva già un'esperienza più che trentennale. Aveva già di vinto calcio. una decina di campionati. Quindi credo che forse sono la persona meno adatta a commentare un grandissimo allenatore come Angelo Busetta. Bene, allora noi di Penalty abbiamo voluto festeggiare il compleanno di Mister Busetta e gli abbiamo dedicato questa clip che insomma vuol dare ancora di più, se ce ne fosse bisogno, valore sia all'allenatore che all'uomo Angelo Busetta. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Ma a vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. A questo aggiungi pure che la palla è rotonda. A volte soffia il vento in poppa e in altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi sviste arbitrali. E guardalo l'allenatore, da 50 anni apprezzato un pallone, su una panchina calda come il sole, e un freddo gelido quasi polare. E guardalo l'allenatore, a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare. Con la sua grinta irrompe come un tuono, chiudi gli spazi e segui sempre l'uomo. E dei perdenti cancelliamo i nomi. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Un grande omaggio per un grande allenatore, buon compleanno Mister Busetta, speriamo di averlo presto anche qui nei nostri studi di Penalty, perché insomma le sue perle di saggezza e di esperienza fanno sì che anche questa trasmissione possa essere ulteriormente illuminata. Parliamo di prima categoria e lo facciamo subito con il girone A, anche qui parecchie partite non si sono disputate, guardiamo subito il tabellino di questa terza giornata di ritorno. A Carini, Altofonte batte Città di Carini 2-0, la partita Real Unione Ribera 1954 sospesa, rinviata invece Sciacca contro Città di Cinisi. Balestrate batte Empedoclina 4-0, a Marsala Fulgatore batte Libertas Marsala 3-1, rinviate le altre due, Città di Giuliana Strasatti e Don Bosco Partinico con Nuova Sportiva del Bosco. Insomma anche qui un garbugliamento di classifica che può già essere mandata in onda, il Fulgatore in testa con 41 punti, Nuova Sportiva del Golfo con 40. Alessio, guardando la classifica ci rendiamo conto che insomma nella parte alta c'è molta unione, sì. Però ancora con queste partite che non si sono disputate nulla è stato scritto. È un altro girone, Ettore, che si fatica a commentare facilmente perché troppe squadre hanno una partita ancora da giocare, c'è chi ne ha addirittura due. Il Fulgatore ha già fatto il suo dovere, ha scavalcato la Nuova Sportiva del Golfo in vetta alla classifica, ma la Nuova Sportiva del Golfo non ha giocato, così come non ha giocato l'Altofonte, così come invece ha una partita da recuperare, chiedo scusa, Altofonte, che ha vinto 2-0. Se dovesse vincere il suo recupero andrebbe a 39, quindi io vedo mi si profila per questo girone una lotta a 3
da qui alla fine della stagione. Sciacca con poche possibilità di essere... Non insomma... per quanto riguarda il primo posto, almeno posto. Secondo me, Ettore, è chiaro che poi la lotteria playoff darà il suo... Assolutamente. Peccato perché ci manca Sciacca in categorie più importanti. È chiaro, è chiaro. Già l'anno scorso ha fallito il salto di categoria. È vero. Parliamo adesso del girone D, sempre di prima categoria, anche in questa occasione terza giornata di ritorno, può partire già la schermata, Libertas Aci Real Atletico Francavilla è stata rinviata, 0-0 tra Piedimonte Ateneo Città di Villafranca, rinviata invece Russo Sebastiano Paternese, Atletico Messina F24 Messina e rinviata anche la partita Robur Atletico Fiumefreddo che come tutti ben sanno in questo momento è in vetta, Sporting Club Messina 4-0 contro il Sant'Alessio ed infine Valdinisi batte Pompei 7-0. Una classifica che come ho anticipato vede in testa l'Atletico Fiumefreddo con 37 punti. Alessio, un Atletico Fiumefreddo che ha una voglia matta di ritornare nel calcio che conta. Beh, Ettore, Fiumefreddo è una piazza che le categorie importanti le ha conosciute e quindi è chiaro che non staranno di certo a lesinare nel campionato di prima categoria, però la concorrenza è sicuramente ardua. Oggi non possiamo commentare le loro partite in quanto non si siano giocate per via del maltempo, solo 3 gare, 2 vittorie interne e un solo pareggio, quindi anche questo girone D difficile da commentare. È vero. Angelo, la battuta sul Fiumefreddo, più che farla a Daniele la devo fare a te, perché insomma tu conosci benissimo quella realtà, ma non vorrei ancora una volta che Fiumefreddo organizza i soliti 3 anni alla grande di promozioni e poi dopo ricomincia da capo. È la volta buona secondo te? Io spero di sì, con l'organico che hanno e con gli sforzi che hanno per quest'anno, ma il prossimo anno e gli sforzi, fra 2 anni, e gli sforzi che stanno facendo, diciamo che sarebbe un peccato rovinare tutto soltanto per fare una stagione e poi... Allora gridiamola ad alta voce, Fiumefreddo è una bella piazza, più continuità. Ma io sono per il continuo, non per la stagione in se stesso. Ecco, giusto. Io sono per un lungo percorso, non per la stagione, poi magari scomparire. Spero che non sia il caso del Fiumefreddo. Assolutamente, perché insomma ha credo tutte le credenziali per disputare, come hai detto bene tu, un campionato continuo, non soltanto per questa stagione, ma anche per le prossime stagioni. Ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultimo break pubblicitario qui all'interno di Penalty, non scappate, parte finale con gli ultimi 2 gironi di prima categoria e poi gran finale con i nostri 2 ospiti che oggi sono venuti qui a Penalty per parlare di calcio dilettantistico. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. La migliore qualità, la scelta giusta al servizio di tutti gli automobilisti. CRA, Consorzio Ricambi Auto, azienda leader nella ricambistica con le migliori marche del settore. Quando è importante la scelta, frizioni e volani Look, ammortizzatori Cajaba, frizioni Valeo ed inoltre meccanica Febi per vetture tedesche. CRA, Consorzio Ricambi Auto, Viale Vittorio Veneto 176A, Catania. Info 095 37 51 53. Seguici anche su www.crasrl.net, su Twitter e Facebook. CRA, scelta e qualità con la migliore innovazione.
esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. Parte finale della nostra trasmissione, è il momento di chiudere anche con la prima categoria, lo facciamo subito con il girone E, tra l'altro insomma oggi abbiamo anche un ospite del San Leone, un dirigente del San Leone che insomma ci svelerà quali sono gli obiettivi e soprattutto se hanno il settore giovanile che in prima categoria è più importante della prima squadra, secondo me, però vabbè. Questo è soltanto un mio pensiero. Allora, diamo subito lettura dei risultati. Tabellino, Floridia batte Aci Bonaccorsi 4-0, Sporting Priolo batte Aci Catena 3-2, Mister Bianco Erg 0-0, Aci San Filippo batte Mario Rapisardi 2-1, Militello Val di Catania e Real Picanello è stata rinviata, 3-0 del San Leone con lo Scordia ed infine Sporting Augusta vincente a San Gregorio contro tutta San Gregorio di Catania per 1-0. Una classifica dove ancora lo Sporting Augusto con questa vittoria allunga sempre di più, in testa con 39 punti, Floridia 35, Erg 34. Mi fermo perché adesso il commento lo voglio insomma dare al nostro Alessio. La classifica la possiamo sempre lasciare in schermata così abbiamo anche noi un controllo totale del girone. Ettore, oggi lo Sporting Augusta ha dato secondo me una prova di forza importantissima. Il fatto che tutta San Gregorio di Catania sia nella seconda parte di classifica non dimostra nulla, specialmente in queste categorie, e vincere in un campo così contro una squadra davvero tosta e insidiosa è davvero un'importante prova di forza. Lo Sporting Catania lo Sporting Augusta, chiedo scusa, sfrutta anche il passo falso dell'Erg che si ferma fuori casa per 3-0 così come ne approfitta il Floridia, però adesso i punti dello Sporting Augusta di vantaggio sulla seconda diventano 4 e psicologicamente questo secondo me potrebbe dare il là ad una fuga. 3-0 ottimo del San Leone, che è il nostro Davide Ferlito ospite può raccontarcelo. Allora Davide, 3-0 con lo Scordia, 3 gol importanti. Partita messa in ghiaccio subito, a questo punto abbiamo detto all'inizio che voi siete lì, tutto quello che arriverà sarà ben accetto, però come siamo messi al settore giovanile? Ma allora, riguardando State lavorando su questo? Allora, parliamo del settore giovanile e onestamente noi da 2 anni a questa parte che facciamo parte di questa società, che siamo un gruppo di 4 persone, sì, dove tutti la pensiamo con la stessa mentalità. Bene. Dove voglio salutare, se abbiamo tempo di salutare, il nostro direttore sportivo trovato Piero, l'amministratore San Filippo, e il nostro presidente Giovanni trovato. Salutiamo. Che ci ha dato tutta questa, diciamo, la possibilità di andare avanti in un quartiere dove... Sappiamo benissimo tutto quello che c'è, chiaro, anzi voi siete un riferimento importante per i giovani in questo caso, E come dicevamo che... Dovete.
dobbiamo fare questo calcio giovanile, perché giustamente in un quartiere è importante togliere anche dei giovani. A prescindere da come andrà il campionato, voi ve la sentite di pensare che già da quest'anno e anche dalla prossima stagione lavorerete per fare sì che insomma anche un settore giovanile, che poi tra l'altro vi aiuta anche in prospettiva prima squadra? Allora, io non ti nascondo una cosa, che noi abbiamo una mentalità vincente. Bene, allora questa è già una cosa importantissima. Giustamente vogliamo fare calcio in un quartiere, come ripeto, per dare la nostra. Ma riguardando il nostro campionato, dicevo che la San Leone può dare la sua. Può dare la sua perché abbiamo una buona squadra. Una buona squadra. E questo qua già è sicuramente un punto di partenza, perché poi dopo l'appetito viene mangiando, ne sono pienamente convinto, e quindi sono sicuro che andrà benissimo. Chiudiamo con il girone G, anche qui insomma qualche risultato a sorpresa. Guardiamo subito il tabellino. Motta Sant'Anastasia che batte la Gira 2-0, Real Adrano Armerina rinviata, così come Città di Nicosia, Ciclope e Bronte, 3-1 dell'Enna contro il Branciforti, rinviata Catenuovese e Leonfortese, Mister Bianco vincente 4-1 contro la Barrese e il Maletto 3-0 a Randazzo. In classifica c'è un po' di confusione perché mancano insomma un po' di partite per insomma fare in modo che la classifica sia più completa, però sorprende ancora di più il Motta Sant'Anastasia che con questa ennesima vittoria in questo momento è al primo posto. Alessio, sì, Ettore, nel frattempo possiamo già guardare anche la schermata della classifica, eccola qua. Un campionato divertentissimo che io seguo con molto piacere, proprio perché è veramente molto equilibrato. Attenzione all'Armerina che ha 2 partite in meno e che secondo me in mezzo a alla bagarre che c'è per il primo posto potrebbe avere la meglio nel rush finale. Assolutamente. 30 secondi, il Bronte al terzo posto, Bronte ci lega insieme nel ricordo. Ignazio Refice guida il Bronte quest'anno, potrà dire anche la sua secondo me, no? Che dici? Diciamo che entrambi abbiamo il cuore a Bronte, perché infatti abbiamo fatto una stagione di promozione assieme. Sì, infatti. Io in totale ho fatto 4 anni a Bronte. E quindi, diciamo che si faceva nei dilettanti una sorta di professionismo, con ritiri e quant'altro, quindi bellissimi ricordi in un bellissimo paese che io ce l'ho nel cuore. E adesso c'è anche pure il campo che anche è bellissimo. Il campo adesso è in sintetico, quando c'eravamo noi purtroppo classica terra battuta. Allora, in 15 secondi l'obiettivo della tua bella squadra di Ciriale qual è? Quello di quello di centrare i playoff. In questo punto non ci nascondiamo. Bene. Anche se diciamo che all'inizio di stagione si era programmata una stagione di tranquillità. Ci siamo e lottiamo. Quindi ringrazio il Presidente per gli sforzi che fa, salutiamo, con tutta la dirigenza, anche il mister Alfonso Benedettino e i ragazzi che devo dire che mi seguono. E questa è la cosa più importante, seguite Angelo Costa perché lui è sicuramente un giusto maestro di sport e di calcio ed è anche un maestro di vita. Grazie ad Angelo Costa. Grazie a voi per la visibilità che date a questo calcio dilettantissimo. Grazie tante Angelo. Saluto anche al nostro Davide Ferlito della San Leone, in bocca al lupo per la stagione, con la speranza di vedervi ancora più protagonisti e chissà magari venire di nuovo con tutta la squadra per festeggiare la promozione nei playoff a penalty. Grazie a Davide Ferlito. Mi avvicino da questa parte perché devo salutare assolutamente Alessio e dire grazie perché con questa febbre non è stato semplice stare insomma qui a raccontare il calcio dilettantissimo questa domenica. È vero Ettore, io ringrazio sempre te per tutto quello che fai per il calcio dilettantistico, non mi resta che salutare te e tutti i nostri amici da casa, l'appuntamento sempre qui alle 19 domenica prossima. Bene, allora noi a questo punto che dire, vi salutiamo, vi ringraziamo, ci congediamo da voi ricordandovi che questa puntata la potrete rivedere intorno alle 22 sempre sul canale 78 di Gold 78 e anche domani sera, lunedì, dopo la mezzanotte e mezza. Vi ringrazio e vi do appuntamento per la nuova puntata di Penalty, naturalmente domenica prossima a partire dalle ore 19 sino alle ore 22. Racconteremo come al solito il calcio dilettantistico siciliano in una maniera semplice e lineare. Un ringraziamento particolare naturalmente anche al nostro regista Giuseppe Gioffrida. Grazie ancora e buona domenica.